qui con i Calando e Calando dopo la loro fantastica esibizione e vorremmo fargli alcune domande. Cioè, all'inizio io facevo musica anni 60 e lui invece faceva musica blues, per cui poi varie diatribe, possiamo dire, Che succedono nell'ambito succedono musicale. musicale anche nella vita. Abbiamo sciolto i nostri gruppi, per cui ci siamo ritrovati tutti e due senza avere più un punto di riferimento musicale. Abbiamo creato un gruppo musicale per fare, diciamo, inizialmente matrimoni. Poi da lì è venuta fuori l'idea di sviluppare la musica siciliana e abbiamo abbandonato tutti gli altri generi per dedicarci solamente alla musica Questa siciliana. musica, appunto, sì. Allora, se posso essere sincero, noi solitamente giochiamo Non con pensiamo, l'ironia. no, non pensiamo. No, solitamente le nostre canzoni nascono dalle sofferenze, contrariamente a come possa sembrare, ma molto spesso sono dei pali che abbiamo preso e che ci fanno chiudere inizialmente e poi nascono le canzoni. Quindi non so se è un bene prendere pali. Vorrei scrivere canzoni Diciamo che poi alla fine, quando esce fuori un brano nuovo, per noi però vorrei scrivere canzoni senza avere delusioni, diciamo, in questo senso. Ma traiamo guarda, molto. l'ispirazione, tu sai benissimo che molto spesso viene tratta da momenti di delusione, momenti tristi. Io sono portato più a scrivere nei momenti tristi che nei momenti allegri. Sì, ma è la stessa cosa che ho detto io. Sì, no, infatti dico, perché è una cosa che ci caratterizza. Ci accomuna. Questa sera ci siamo divertiti. Abbiamo trovato un pubblico che veramente è stato con Molto noi, caldo, ha collaborato. Siete voi che siete simpaticissimi e ci sta dando la possibilità, perché non tutte le serate che facciamo si concludono con l'intervista. Ma noi traiamo spunto dalle tradizioni perché, come dire, siamo molto radicati su tutto ciò che appartiene alla nostra terra e se voi andate a vedere chi ci ascolta i nostri video capirete che mettiamo sempre in evidenza le bellezze e le risorse che la nostra Sicilia ci offre, non perché temi negativi non ce ne siano da affrontare o perché siamo dei codardi e non ne vogliamo parlare, ma preferiamo parlare delle cose belle della nostra terra, che ce ne sono veramente tante. Comunque anche le tradizioni siciliane, giustamente, che si stanno perdendo, e voi giovani state perdendo veramente quella che è la nostra cultura, il nostro modo di vivere è del passato. Per cui Ad esempio noi siamo ritornati in auge, ad esempio con le serenate, noi stiamo facendo tantissime serenate che si stanno riscoprendo nuovamente ed appartenevano al passato. Ad esempio nostro padre suonava le serenate quando era giovane e ora ritrovarsi a distanza di molti anni a rifare la stessa cosa e suscitare ancora emozioni e romanticismo, questa è una cosa bellissima, quindi viva le tradizioni. Succede anche di voler andare in bagno e non poter, ma quello non lo sa, no? però fino adesso siamo riusciti però a non sporcarci sul bagno, ma succede a volte qualche scivolata, ti cade la chitarra, qualche caduta di chitarra, qualche filo che mentre canti poi non funziona e ti trovi a disagio, momenti che perché sul palco, come avete visto anche stasera, la tecnologia spesso non aiuta. Per cui tu rimani fermo. Devi essere sempre, diciamo, pronto e non è facile, perché per ora veniamo anche da tantissime serate, giustamente è il nostro momento, il momento estivo, e quindi facciamo nottate, mattinate, e non siamo sempre lucidi in questo senso, anche perché ci tengo a dirlo, non usiamo sostanze stupefacenti, non fumiamo, non beviamo e quindi beviamo solamente acqua, yogurt, gelati, prodotti genuini. E quindi che ci aiutano sì con gli zuccheri a stare, come dire, un po' più svegli, ma non facciamo uso di nessuna sostanza perché crediamo che in questo modo si può fare solamente male al corpo e in più non ci si diverte. Saranno gli altri che si divertiranno a vedere te in condizione pietosa. Insieme? Sì. Allora, la musica è una cosa che sicuramente a noi due ci sta unendo tantissimo, ci sta rafforzando quello che è, oltre il discorso di sangue, perché giustamente siamo fratelli, però non tutti i fratelli e le sorelle stanno in pace tra di loro. O stanno insieme, noi condividiamo tantissimi. La musica è un collante che ci sta portando a stare assieme e noi
vediamo veramente viva la musica che Allora, e serve anche ci a tengo a questo. dire, noi abbiamo due caratteri completamente Sì, siamo diversi, all'opposto. ma completamente. Lui è più piccolo, io sono più grande per esempio. Avete mai litigato? Certo. Vuoi dire siete state mai in pace? Forse no, perché quando noi scriviamo, ad esempio, è frutto di Di diverbi molti e litigi comunque che si fermano costruttivi, che si fermano a realizzare quello che è il nostro progetto. perché ognuno di noi ha un modo di pensare C'è diverso. stato mai un rischio di una separazione sulla musica? No, proprio No, questo, devo no. dire che io veramente, grazie alla musica, ma soprattutto alla musica siciliana e a questo progetto, come dire, siamo riusciti a, No, a resistere, però ci sta rafforzando tantissimo. Il nostro rapporto è bello per questo. Sarà anche appunto motivo della musica, magari se non ci fosse stata la musica, Magari chi lo no, sa. La musica è più forte. La sì, io musica- dico, la musica guarda, è- la musica è terapia, non me ne voglia Don Fabio, ma è religione. La musica fa bene, la musica ti La rilassa. musica aiuta, ragazzi. La musica aiuta La musica e tantissimo. il Mette canto. allegria. Guarda, per esempio la musica, ecco, Si spegne anche la luce quando... No, è la musica che va a tempo. Avevo fatto anche complimenti al service, ora ci boicotta. Il Sì, messaggio è quello, ragazzi, seguite, cercate la musica siciliana, veramente. Sì, noi, guarda, in questo mondo, scusa Maurizio, Ti in questo, scuso, no, mondo, ti in questo mondo musicale che è vario, cioè, è arrivata la musica latinoamericana e ha preso il sopravvento, la musica rap, ci sta, per l'amor di Dio, strap, ormai è c'è di importante tutto. fare musica, però E guardate, soprattutto trasmettere il sogno di portare musica a tutto ma la il cosa che mondo. vi dico io, E io vi dico questo, Nella musica lo dico siciliana, a tutti. rafforza- Quando noi suoniamo, speriamo che in mezzo alla gente ci sia anche solo uno che sia rimasto affascinato Affascinato dalla musica. dalla lingua, dalla musica siciliana, e che un giorno possa continuare quello che stiamo facendo noi, perché non dobbiamo dimenticare che dobbiamo mantenere immutate Le le nostre tradizioni, perché stanno nostre cercando identità. di portarcele via, e noi faremo veramente, facciamo una lotta impari, ma fino a quando avremo un Ragazzi, filo di fiato. Ragazzi, vi dico, è difficile fare musica siciliana in Sicilia. Vabbè, dai, Diamo un saluto diamo intanto a tutti voi, tutti. ringraziamo tutti quelli che sono stati qui questa sera, ringraziamo tutto lo staff che ha collaborato, ringraziamo i trattini bassi, voi perché non mi ricordo tutto, ma appena ci taggerete alla Silver Lion ringraziamo. Com'era Franco Marino Service? Video Service, e quindi grazie, veramente siamo commossi dell'accoglienza che ci avete riservato. Il più bel finale che abbiamo mai fatto. Assolutamente, io non mi alzerei più da qua, anche perché ho la schiena spezzata. Ciao. Ciao, a presto. Voglio una vita senza avere guai. Chi se ne frega di tutto ormai. E quando ne vedremo è solo per cantare.